gli stipendi medi di operai e impiegati sono più bassi nell'Europa occidentale, quindi queste tutte dopo potremo tirar fuori i numeri macro e vedere numericamente quanto questo sia, ma penso che tutti quanti sappiamo l'ingiustizia fiscale che viviamo ogni giorno. E non è una novità, non siamo i primi a dirlo, e difatti penso che sono 30 anni che i veneti, che non sono per niente polentoni, loro issate questa ingiustizia e risponde in maniera politica con il voto democraticamente per far sentire questa ingiustizia. Quindi quello che tengo a sottolineare più che i dettagli del perché con un Veneto Stato indipendente si staria meglio che sotto lo Stato italiano, voglio farvi un breve resoconto del perché Veneto Stato è completamente diverso dalle proposte politiche che i veneti che ha visto e le proposte precedenti che finora ne ha sicuramente deluso, dandone assolutamente zero.